Eder. Mech. Pallister. Quando gli investigatori sono venuti da me dopo parecchio tempo con queste chiavi hanno provato, mi hanno detto guarda queste sono le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana e sono venuti qua per provare se sono veramente queste, hanno provato tutto. E ho detto guardate sono legate col spago, sono le chiavi di riserva. Così tu le hai riconosciute subito, evidentemente conoscevi bene quelle chiavi. Ma le vere chiavi di Liliana che fine potrebbero aver fatto? Hai idea? Assolutamente no, io ero all'oscuro di questo. Di questo mazzo di chiavi suo non sono mai stato messo al corrente. Ho capito, quindi tu non sapevi che lei avesse un mazzo di riserva. Mistero, chissà, le avrà perse, le avrà lasciate da qualche parte, gliele avrà prese qualcuno, per dire. Non lo so, quando gli investigatori sono venuti da me dopo parecchio tempo con queste chiavi hanno provato, mi hanno detto guarda queste sono le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana e sono venuti qua per provare se sono veramente queste, hanno provato tutto. E ho detto guardate sono legate col spago, sono le chiavi di riserva. Allora affermi di non sapere che Liliana ha un mazzo di riserva, affermi di non averlo mai visto, ma quando gli inquirenti te lo portano lo riconosci a prima vista. Com'è possibile? Secondo Barzani il braccio nero di Lewis lo condanna a essere lui quello ripreso dalla Cam 3, ma se guardiamo bene una foto come ad esempio questa, il braccio del poliziotto che lo sta scortando il giorno del fermo è esattamente dello stesso colore di quello di Lewis. Quindi il braccio di un bianco abbronzato può essere uguale a quello di un nero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.